Abbiamo ricevuto delle segnalazioni inizialmente di una tartaruga tagliata a metà, presumibilmente da un'elica, che si stava spiaggiando. Poi man mano che le ore passavano nel pomeriggio arrivavano notizie da postazioni vicine lungo lo stesso tratto di litorale, comunque all'interno di 1 chilometro praticamente lineare, di altre 3 tartarughe decedute, morte in fase di spiaggiamento. 4 esemplari di tartaruga marina caretta caretta sono stati trovati morti tra i lidi di Cocesci e il campeggio Campalonga di Bibbione. Gli animali sono stati recuperati dal personale di uno stabilimento balneare e consegnati al centro di recupero tartarughe locale. Secondo Legambiente la causa della morte è con tutta probabilità riconducibile a impatti violenti con imbarcazioni che frequentano il tratto di mare antistante. Ogni anno nel Mediterraneo oltre 130.000 tartarughe marine muoiono a causa delle attività umane, catture accidentali durante la pesca, rifiuti in mare, reti abbandonate e collisioni. Sono necessarie per Legambiente urgenti misure di tutela per questa specie sempre più presente anche nei mari del nord Adriatico. Qui a Porto Basele che prosegue la tappa veneta di Goletta Verde, oggi in modo particolare per parlare dell'importante aspetto di come conciliare le attività di ricezione turistica di qualità di questa regione con la necessità di tutelare la biodiversità.